Aggianti ci sono tutti e anche se non è ancora finita, ogni giorno ci si avvicina alla soluzione. Per il Veneto la terza ondata di coronavirus non è stata dura quanto la seconda, ma di certo è la più logorante di tutte. Attualmente 2076 pazienti positivi sono ricoverati negli ospedali, 30.559 cittadini sono in quarantena. Il miglioramento complessivo c'è ed è apprezzabile anche in provincia di Padova, dove nell'arco di una settimana gli attualmente positivi sono diminuiti, passando ad essere 7.374 e i nuovi casi giornalieri si sono ridotti da oltre 900 a circa 600. Effettivamente qualche segnale di miglioramento si sta vedendo e questo mi fa, come dire, piacere, però lo diciamo sottovoce, ma tanto sottovoce, perché siamo ancora con casi attualmente positivi molto alti. Un cauto ottimismo che pervade tutta la regione ed è condiviso dallo stesso Zaia. La curva inizia a flettersi e questo infonde coraggio. Su 4-5 giorni la curva sta ovviamente calando, il virus c'è, però è bene dire che insomma la situazione è una situazione che sembra abbia preso una buona piega. Il focus torna quindi sui vaccini. Grande attesa per l'arrivo di Janssen, il monodose di Johnson Johnson, ma soprattutto un forte impegno fin d'ora verso chi resta da immunizzare. Entro la fine della settimana si punta a concludere tutti gli ottantenni. Vi annuncio che se non ci sono forze contrarie della natura, noi questa settimana chiudiamo gli over 80. Quindi capite che quando io vi dico che prima dell'estate chiudiamo con i sessantenni, capite che stiamo spingendo forte. Se abbiamo vaccini, noi sta roba qua la chiudiamo velocemente. La prossima settimana si procederà a ritmo sostenuto con la prima iniezione per gli over 70. Ne mancano ancora 293.000 in regione. Certo, la pandemia, oltre a sforzi sanitari impressionanti, sta comportando costi economici eccezionali. Se è pur vero che rispetto ai primi 3 mesi dello scorso anno il trimestre iniziale del 2021 registra un saldo positivo di 29.000 posti di lavoro in più, comparto turismo e occupazione femminile risultano gli ambiti in assoluto più colpiti dalla crisi. Confrontando i mesi di lockdown, il rimbalzo c'è stato, ma per i lavoratori stagionali la crisi resta profondissima e le donne risultano la categoria più colpita dai licenziamenti, meno 22% sullo scorso anno. Un quadro complessivo che tocca ogni aspetto della vita. Quella del coronavirus si conferma la sfida più dura della storia recente, anche per il nostro territorio.